Salve a tutti, oggi chiudiamo quest'ultima fase riguardante la Sardegna italiana, in particolare il periodo attinente alla democrazia in Sardegna, politica, economia e società, e riprendiamo quel periodo storico che parte dagli anni Ottanta del secolo scorso. Infatti in questi anni l'agricoltura e la pastorizia venivano ammazzate ancor più dalle politiche della comunità europea, economica europea, messe in atto, le quali con incentivi economici avevano stimolato grandi e piccoli proprietari ad estirpare i vigneti, obbligandoli a non impiantarne più per diversi anni. Dunque una politica di guida economica che con gli anni aveva mutato non solo l'economia dei viticoltori, ma anche le campagne e tutto il suo luogo. Inoltre pensiamo alle quote latte che obbligavano e obbligano i pastori e i vaccari a mungere per non più di un tot per capo di bestiame in modo da non oltrepassare la produzione del latte secondo indicazioni normative, ovvero prescrizioni dell'Unione Europea. Ormai potremmo dire che negli anni 80 e 90 i sardi si erano buttati, lanciati metaforicamente a studiare e lavorare quel poco di terziario che offriva l'economia sarda. Per di più era ripresa l'immigrazione, migrazione soprattutto dei giovani intellettuali, i quali nella terra non trovavano e non trovano lavoro. Una data ritengo opportuno rimarcare è quella del 9 novembre del 1989, ehm, la quale con la caduta del muro di Berlino, scosso da Papa Giovanni Paolo II nel 1978, era iniziata la fine della guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti e di conseguenza le ideologie che avevano caratterizzato il mondo politico e sociale e mondiale dopo la seconda guerra vedevano in quel certo qual modo il loro tramonto. Nel frattempo, con le azioni giudiziarie di Tonino Di Pietro e altri magistrati, conosciuti come il pool di Mani Pulite, erano cadute anche le malefatte di molti politici italiani, i quali prendevano le famose tangenti e diversi partiti tradizionali avevano visto la loro fine. Infatti, all'inizio degli anni 90, la storica democrazia cristiana si era scissa in diversi partitini e i socialisti di Craxi erano quasi scomparsi del tutto. Il Partito Comunista Italiano, nella seconda metà degli anni 90, visto il fallimento della madre Unione Sovietica, aveva mutato il nome in Democratici di Sinistra per arrivare con l'andare degli anni, potremmo dire, al Partito Democratico attuale. Nel 1994, un'altra data importante dal punto di vista politico, aveva preso vita il movimento politico di Forza Italia, il quale aveva avuto dei successi nella politica sarda, italiana e anche europea. Alle elezioni regionali del 94 dei partiti storici erano rimasti in essere solo il Partito Repubblicano Italiano e il Partito Sardo d'Azione, mentre gli altri partiti avevano tutti delle nuove sigle, diverse sigle, si erano spaccate in tantissimi piccoli partiti. In questa competizione si erano sfidati in particolare Sardegna Federazione Democratica contro il Polo della Libertà. Aveva vinto la formazione composta dai progressisti, sardisti, popolari e segnisti e la giunta veniva guidata dall'ex magistrato Federico Palomba. Federico Palomba aveva dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per tenere unita questa coalizione, dal momento che i rimpasti in giunta, appunto, erano all'ordine del giorno. Forse ha avuto il record del rimpasti in giunta Federico Palomba.
Segnaliamo anche che grazie alle spinte dell'Unione Europea, il 15 di ottobre del 97 veniva emanata la legge regionale numero 26 che aveva il fine appunto di tutelare, promuovere e valorizzare la lingua e la cultura sarda in ogni suo aspetto. Ritornando alle elezioni, evidenziamo in particolare quelle del 1999, in cui si erano sfidati l'Ulivo contro il Polo della Libertà, e il risultato era stato clamoroso, dal momento che in un primo momento i seggi del Consiglio erano alla pari, ovvero erano 40 e 40. Ma dopo diverse votazioni veniva eletto presidente della giunta l'ex democristiano Mariolino Flores, il quale appunto aveva ottenuto anche il voto del presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio era il sardista Efisio Serrenti. Sicuramente Efisio Serrenti si è legato al dito qualche sgarbo ricevuto nella passata legislatura. Bisogna mettere in chiaro che per prassi consuetudinaria il Presidente del Consiglio non votava mai, in modo tale da essere super partes, ovvio, azione che non aveva rispettato Efisio Serrenti. Ricordiamo che la sfida nel ballottaggio tra Gianmario Selis, che rappresentava l'Ulivo, e il giovane Mauro Pili, scusate, per il Popolo della Libertà, era stato vinto da Mauro Pili. Questo va evidenziato. Rivedendo un po' il mondo economico, dobbiamo dire che purtroppo sono straordinari in negativo i dati del primo ventennio del nuovo millennio, in cui un giovane su due non lavora. L'agricoltura, la pastorizia e le miniere sono quasi del tutto scomparse. L'industria turistica è nelle mani delle potenze continentali e straniere e non sviluppa tanto, potremmo dire, lavoro locale. Le comunicazioni stradali, ferroviarie, marittime e aeree non permettono di far crescere la poca industria e soprattutto non permettono un sano e roseo sviluppo economico. L'alto prezzo dell'energia non consente di far crescere l'industria e i dibattiti li sentiamo tutti i giorni e le proteste. I giovani inoltre riprendono la via dell'immigrazione e soprattutto tante persone vivono di pensioni e assistenza. Potremmo dire che quasi non ci sono più nemmeno gli ammortizzatori sociali, escluso il nuovo reddito di cittadinanza e la NASPI, per brevi periodi di tempo. Inoltre, i nuovi contratti di lavoro non danno sicurezza e lumi ai giovani in vista di un futuro migliore. Tengo a evidenziare anche qualche malfatta politica oppure qualcosa che non va politicamente dal punto di vista morale e intendo sottolineare la vergogna della politica regionale poco trasparente, in cui diversi consiglieri regionali prendevano i soldi per fare i propri affari senza rendicontare nulla a nessuno, soprattutto denari non utilizzati per le attività istituzionali del gruppo consigliare. Inoltre lo scandalo dei vitalizi che venivano e vengono dati perfino agli eredi dei consiglieri defunti e non solo.
le baby pensioni in cui i consiglieri percepivano e percepiscono il vitalizio alla venerabile età di 40 anni. Per di più, nella sarda società e non solo, i ricchi, mi permetto di dire che sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Ma siccome i politici sardi non erano contenti delle province, avevano pensato bene di crearne delle nuove, emanando la legge regionale il 12 luglio 2001, la numero 9, in cui si dà vita alle nuove province del Medio Campidano, Carbonia Iglesias, Olbia, Tempio e Ogliastra, le quali venivano aggiunte alle storiche di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. In questo modo i politici, politicamente parlando, hanno pensato di essere più vicini al territorio attraverso i loro rappresentanti. Alle elezioni regionali del 2004 si era votato con legge costituzionale del 31 gennaio 2001, la numero 2, ovvero il presidente della giunta non veniva più indicato dai consiglieri regionali, accade tutt'oggi, ma direttamente dal popolo che lo votava nella lista. Inoltre, molto importante era il fatto che nel momento in cui decadeva il presidente della giunta, appunto, nello stesso tempo veniva sciolto anche il consiglio in toto, ovvero alla fine della legislatura. Infatti, nel 2004 aveva vinto le elezioni per il centro-sinistra, potremmo dire a mani basse, Renato Soru, noto imprenditore e fondatore della società di comunicazione Tiscali, il quale, con la delibera numero 16/14, aveva dato vita allo standard linguistico per gli atti in uscita dalla regione autonoma della Sardegna, ovvero la famosa lingua sarda comune. Il presidente Soru, nel dicembre del 2008, aveva consegnato le dimissioni in quanto la sua maggioranza non era tanto allineata e di conseguenza veniva sciolto il Consiglio regionale sardo per la prima volta nella storia. L'anno seguente, esattamente nel febbraio, le elezioni regionali aveva vinto il centrodestra guidato dal commercialista e uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, Ugo Capellacci. Ci tengo a rimarcare il fatto che Ugo Capellacci aveva tagliato il numero dei consiglieri regionali, i quali erano ritenuti in numero sproporzionato per una regione come la Sardegna, ovvero si era passati da 80 consiglieri regionali a 60. Alle regionali del 2014 l'economista Francesco Pigliaru aveva vinto le elezioni guidando una coalizione di centro-sinistra. Successivamente l'economista non viene ricandidato o non si ricandida al secondo mandato e alle elezioni regionali del febbraio 2019 il sardista, senatore e segretario nazionale del PISDAZ, Cristian Solinas, aveva vinto a mani basse presiedendo una coalizione di centrodestra e potremmo dire che attualmente ha la responsabilità politica, amministrativa, civile e morale per risolvere i tanti problemi che colpiscono l'isola di Sardegna in modo tale di dar luce alla terra in un contesto regionale italiano e europeo. Quindi abbiamo chiuso questa parte della Sardegna italiana, avvicinandoci ai nostri giorni. Spero che questo viaggio mi sia piaciuto e tuteliamo, valorizziamo sempre e promuoviamo
la storia sociale di Sardegna con la nostra lingua e a esibire in buon'ora. Un saluto.